Ciao, eccoci qui per un video beauty in cui vi faccio vedere i miei fondotinta e correttori. Parto da quelli che utilizzo di più, che mi hanno più convinta come utilizzo sul mio viso, a degli altri che ho un po' accantonato perché utilizzandoli mi sono accorta che non mi davano quell'effetto naturale che cerco nei fondotinta. I 4 migliori che vi faccio vedere sono migliori per me perché mi danno quell'effetto naturale, non sono né troppo opachi né troppo glow né troppo lucidi e mi piace l'effetto anche nel passare delle ore, mi rimane quell'effetto naturale. Stesso discorso per quanto riguarda i correttori che uso con i miei fondotinta preferiti sono anche i miei correttori più o meno preferiti, per il semplice fatto che ok, vanno un po' nelle pieghe, però mi lasciano quell'effetto più naturale rispetto ad altri che mi entrano veramente troppo nelle pieghe, mi segnano troppo. Allora, iniziamo. Inizio con Bourjois, questi qui li ho presi da Tigotà, ho preso sia il fondotinta che il correttore. Del fondotinta il numero 53, mentre del correttore il numero 51, mi piacciono entrambi. Mi piace veramente l'effetto naturale che mi lasciano sulla pelle. Un altro fondo e correttore preferito sono questo qui di Chanel. Sia il correttore che il fondotinta sono del marchio Chanel, il correttore è il 10 beige, mentre il fondotinta è le beige numero 30, anche questo qui mi piace l'effetto naturale. Vi mostro adesso un correttore che però utilizzo con due fondotinta, sono tutti e tre del marchio Make Up Forever. Allora, il correttore è l'Ultra HD numero 21, mentre i due fondotinta, uno è quello, penso che sia strafamoso perché è anni che c'è, l'Ultra HD. Io uso la colorazione Y245. Vi devo dire che di questo correttore di questo fondotinta ci sono tantissime colorazioni, per cui è quasi impossibile non trovare la colorazione adatta per il proprio viso. Questa è una novità uscita l'estate scorsa, il Reboot, e anche questo qui, beh, come vedete mi è piaciuto e ho sempre la stessa colorazione Y245. Allora, entrambe le colorazioni, il numero della colorazione è uguale, soltanto che sono un po' diversi tra come fondotinta. L'Ultra HD è più coprente e più luminoso, mentre il Reboot fa un effetto più leggero, più naturale, diciamo. Mi piacciono entrambi. Se voglio più coprenza utilizzo l'Ultra HD, che è quello che ho su adesso, però considerate che per me coprenza va sempre verso il naturale. Questo è più leggerino, però a me piace lo stesso ed è meno luminoso, perché questo qui nel passare delle ore dà quell'effetto su di me, di luminosità della pelle. Questo lo dà meno quell'effetto di luminosità, però come effetto naturale mi piace moltissimo anche questo. Adesso vi faccio vedere dei correttori che ho accantonato perché su di me li vedo un po' troppo pesanti, cioè ce ne sono 1, 2, 3, 4 che me li vedo troppo pesanti, una combo che è diciamo che potrebbe ancora piacermi, è la combinazione tra il Burning Green di Benefit, quello in stick, che anche questa qui ha la parte qui intorno idratante, per cui mi piace l'idea di mettere dell'idratazione qui come correttore. Questo qui è nella colorazione numero 2. Allora io anni addietro ho molto usato questa combinazione, nel senso che sotto metto questo in stick, sopra ci metto questo qui della Naked Skin,
che è la colorazione Light Neutral, giusto per illuminare. Vi devo dire che questa combo l'ho utilizzata parecchio, poi sono usciti degli altri, come vi ho detto i miei preferiti adesso sono degli altri, anche perché ci ho abbinato il fondotinta e il correttore, per cui ho trovato un'idea più consona a quello che mi piace fare, cioè di avere il fondotinta e il correttore della stessa casa. Questo qui è un extra che potrei utilizzare con tutti i fondotinta, però questa qui come combo mi piace, non è proprio da scartare. Mentre questi qui sono 4, però cambiano 2 e 2 cambiano le colorazioni. Allora, questo è il concealer di Born This Way, questo qui della Too Faced, mentre questi sono i nuovi correttori di Benefit. Allora, in entrambi i casi ho preso 2 colorazioni, una più chiara e una più scura. Allora, la più scura per eliminare il colore dell'occhiaia e la più chiara per dare un po' di luce. Allora, vi dico le colorazioni di questi qui di Benefit. La più chiara c'ho la numero 2, la più scura c'ho la numero 5. Sono fatti così con questo pennellone abbastanza grande. Allora, questi qui li ho utilizzati. Sono unni perché dei giorni non mi segnano, dei giorni mi segnano di più, per cui dipende che anche dalla quantità che ci metto, e per cui non mi sento tranquilla di utilizzarli tutti i giorni, perché se eventualmente ci aggiungo un po' più di correttore so che ho l'effetto che si iniziano a vedere di più le rughette, per cui per quello mi è diventato un ni. E stesso discorso vale per questo qui Born This Way di Too Faced. Ho 2 colorazioni, uno è la Snow e uno è il Natural Beige, ma anche questi qui hanno un pennellone enorme, questo qui è veramente enorme, hanno un bel effetto perché se si ha la pelle liscia e si vuole una bella coprenza hanno un bel effetto. Vorrei quasi dirvi che questi di Too Faced mi piacciono di più di questi qui nuovi di Benefit, come risultato nelle parti dove non ho rughette che mi rimane più disteso. Però è il stesso discorso, visto che di solito il correttore va messo qui davanti, io ho abbastanza rughettine e mi piace appena messo, però dopo un'ora mi accorgo che iniziano a farsi vedere troppo le rughettine, per cui per quel motivo mi è diventato un ni. Adesso passiamo a un po' di fondotinta che nel tempo ho anche accantonato. Allora, ho preso il nuovo Stay Naked di Urban Decay. Allora, questo fondotinta l'ho voluto prendere, l'ho voluto provare, infatti vedete che l'ho utilizzato, però mi dà quell'effetto di darmi l'impressione di seccarmi troppo la pelle. Infatti i fondotinta che adesso vi faccio vedere, ce ne sono 2 o 3 che li ho accantonati proprio per questo motivo, perché mi vedo la pelle che va troppo verso il secco e di conseguenza mi vedo segnare rughettine che non pensavo neanche di avere. Allora, questo qui, so che da molte lo descrivono come un fondotinta naturale, allora forse per le colorazioni è un fondotinta naturale, ma sul mio viso, col passare delle ore, mi accorgo di avere il fondotinta per questo effetto di secchezza, di segnarmi le rughettine che non mi convince più molto come acquisto. Infatti questo l'avevo preso abbinato a questo correttore, cioè me l'avevo proprio fatto l'abbinamento, il commesso di Sephora, e diciamo che l'ho utilizzato, però l'ho un po' accantonato trovandomi meglio, perché nel stesso periodo avevo preso il Reboot e tra i due preferisco questo infatti l'ho un po' accantonato. Un altro fondotinta che, anzi qui ve ne tiro fuori tre fondotinta che ho accantonato sempre per quell'effetto che nei giorni, mettendolo ogni giorno,
mi iniziavano ad accorgermi questo effetto di secchezza, di segnarmi le rughettine che veramente non mi piace. Il close up di Nabla, ho preso questa confezione piccola, come vedete l'ho utilizzato fino a qui, ma anche questo qui non ce la faccio, questo veramente non ce la faccio a portarlo, perché l'ultima volta che l'ho messo mi sono accorta che da questo lato mi è uscita una rughettina che io non sapevo neanche di avere, per cui veramente questo fondotinta, nein, basta, per fortuna che ho preso la piccola per provarlo, ma non ce la, sul mio tipo di carnagione non ce la faccio ad acquistarlo né ancora, di provarne ancora. Poi stesso discorso per questi due, questo è della MAC ed è il Prolong Nourish Water Foundation. Anche questo qui sono quei fondotinta, sì li ho portati, però poi mi sono accorta che non mi piaceva più e mi sono rivolta a qualcos'altro. Questo qua è della Beauty Blender, anche questo qui l'avevo provato in campioncino e mi era piaciuto, ma il campioncino l'avevo, su un campioncino ci sono quelle 3-4 prove, non di più. Poi ho deciso di prendere questo grande e utilizzandolo nei giorni, anche questo mi dà quell'effetto di secchezza che non mi piace, perché sul mio viso quando mi vedo secca mi sembra anche di avere il mascherone, per cui evito di metterlo. Altri 3 fondotinta che non sono niente male, li ho solamente io accantonati rivolgendomi a qualcos'altro, sono questi 3. Allora, uno come vedete l'ho anche utilizzato perché sono arrivata a metà boccetta, è il fondotinta My Color di Bottega Verde, io ce l'ho nella colorazione Cashmere, vi devo dire che non è niente male. Forse l'ho accantonato più per il discorso che cercavo di abbinarsi un correttore, perché probabilmente è proprio questo che ho molto utilizzato con la combo che vi dicevo prima di correttori. Poi nella mia testa frullava l'idea di avere il fondotinta e correttore della stessa casa, per cui l'ho un po' accantonato, però diciamo che fino a metà boccetta ci sono arrivata. Questo qui del Tache Eclat di Yves Saint Laurent, questo è nella colorazione 30, e questo fondotinta l'ho accantonato, allora mettendone poco ancora è abbastanza coprente, però mettendone poco riuscivo anche a gestirlo, però poi mi sono accorta che se giusto ne metto quel pelo in più, passandomi la mano così, mi fa tipo granellini e questo veramente non mi è piaciuto. È come quando si mette troppa crema, che c'è la necessità che si toglie l'eccesso a granellini, a me delle volte è successo. E sinceramente questo effetto di togliersi, passandomi così con la mano e vedermi che si creano queste palline, a me veramente non è piaciuto, per cui questo l'ho principalmente accantonato per questo motivo, perché non riuscivo più ad utilizzarlo tranquillamente, mi accorgevo che ne mettevo tanto, poco, medio, e poi durante la giornata mi succedeva di fare questo movimento sulla pelle e mi uscivano delle palline di prodotto, mentre come adesso vedete io mi passo ma non mi escono palline di prodotto, allora questo l'ho accantonato per quel motivo. Questo qui invece è il Couture Balm Givenchy Chic nella colorazione, sto cercando se da qualche parte c'è scritta la colorazione, ma veramente non trovo la colorazione, non so se la colorazione sia in nome. Ah sì, eccola qui, trovate, cioè la colorazione, adesso non so se la videocamera, vedete che c'è qui questa scritta stampata nello stesso colore del tubetto, è molto difficile capirci, poi comunque la colorazione numero 5 nude. Questo qui principalmente l'ho accantonato perché nell'utilizzarlo come prodotto mi piace, però forse è un po' sbagliata la colorazione, nel senso che nell'utilizzarla giorno dopo giorno mi diventa troppo rosato, perché io nel mio viso ho questo difetto che certi fondotinta, se hanno la base rosata, la mia pelle lo fa diventare, scaldandosi il fondotinta, la mia pelle lo fa diventare ancora più rosa.
per cui di conseguenza l'ho un po' accantonato per questo motivo. Diciamo che come colorazione, se è da portare nel periodo estivo, quando si ha un po' di abbronzatura, per cui l'effetto rosato ci sta, anche perché prendendo il sole, specialmente nella mia carnagione, un sentore di arrossamento c'è, per cui ci potrebbe anche stare. Però dopo succede che d'estate, se è troppo caldo, non ce la faccio a mettermi neanche il fondotinta, per cui l'ho un po' accantonato per questo motivo. Ok, vi ho fatto vedere questa rassegna di fondotinta, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!